tu che ami talmente tanto la tua squadra, si è vinto lo scudetto. Però indipendentemente da tutto, l'amore loro nei tuoi confronti, quello non passerà mai. Io sono questo sono convinto. Sicuramente un po' di rammarico c'è, però io sono sempre stato anche dal canapè il primo tifoso del Napoli e con la mia famiglia da lontano abbiamo festeggiato perché parecchie persone hanno pensato che io potessi essere invidioso, ma io per il Napoli non lo sarò mai. Grazie. Tu pensi nel tuo percorso? Sì, io penso di sì, nulla da togliere agli altri allenatori perché ho avuto tanti allenatori bravi e tutti gli allenatori mi sono serviti alla mia crescita. Però io penso che il mister Sarri con me ha fatto un lavoro straordinario perché curava tutto, perfino i falli laterali provavamo in settimana. Era uno che ci stressava, però noi lo seguivamo perché ci divertivamo sia in campo in partita che in allenamento. Arrivavamo al campo col sorriso e penso che poi si vedeva allo stadio e abbiamo fatto divertire anche i nostri tifosi, anche se sappiamo tutti che quell'anno ci siamo andati vicino, però ci siamo divertiti tantissimo. Anto, eccolo! Tutti questi anni col Napoli, giocare per la squadra della tua città, con quella maglia, soffrire, piangere, gioire, anche congedarci. Cos'è per te giocare con la tua gente, per la tua gente? No, come ho sempre detto, da napoletano giocare al Maradona con la maglia del Napoli, capitano, è il sogno che ho sempre avuto da piccolo. Poi si è realizzato, però ti ripeto, sono emozioni che penso che si devono provare. Descrivere a parole è difficile. Io l'ho provato e spero che anche altri ragazzi di Napoli come me che sognano di un giorno di provare e fare la carriera che ho fatto io con la maglia del Napoli. Io ancora non te l'ho mai chiesto. No, non la volevo fare quella domanda. No. Tu sei stato calciatore come me, anche superiore a me come calciatore. Stavamo vedendo la partita tutti insieme, lo so che... Dopo il gol di Guaini? Sì. Ah, ok. No, soprattutto l'espulsione di Piani, non mi fa andare uno. No, ma chiaro. Tu sei stato calciatore, io sono stato calciatore. Sapete come sono le dinamiche. È vero che siamo professionisti, dobbiamo andare in campo e dare sempre il massimo. Però era una cosa molto evidente. Assolutamente no, e ma purtroppo non volevo minimamente. Poi siamo andati in campo, è successo l'espulsione di Koulibaly. Dopo 6 minuti, esatto. Tutte queste situazioni che ci hanno penalizzato purtroppo. In mezzo ai denti, è come se te sei un leone in mezzo ai denti. Non immaginavo una roba del genere. Avete perso una partita, secondo me la partita peggiore dell'anno in quel momento là, probabilmente in quel momento là, quello che era successo il giorno prima, nella vostra mente è scattato un marchingegno che non ne siete venuti fuori, un dispiacere enorme, meritavate il campionato. Lo so, purtroppo è successo, è dispiaciuto prima a noi calciatori perché poi dopo la vittoria di Torino ci hanno accolto all'aeroporto. Sì, è vero, me lo ricordo. In tanti e purtroppo è andata così, però sai cos'è? Tu hai avuto una grande fortuna, una grandissima fortuna di giocare con la tua gente. A me quando mi chiedono, io qualche volta sono stato vicino al Napoli e mi chiedono, giocheresti mai a Napoli? Dico, se mi fate giocare solo la domenica con loro che mi spingono, sì, ma se io devo stare tutta la settimana, la prima cosa che fanno i napoletani, fratello, mamma mia, inizio a diventare matto, vi voglio bene, me ne vado a Genova, poi vengo la domenica a giocare. Un po' siete pesanti, non dei problemi, fate i cazzi tuoi. Devi chiedere, è una questione di famiglia. Problemi con i tifosi, con la squadra, no, c'è stato, il presidente ha fatto la sua scelta, io ho fatto la mia, purtroppo i matrimoni si fanno in due. Non dico che è stata una scelta economica perché non avrei mai chiesto tutti quei soldi a Napoli che, come tutti sanno, che mi ha offerto il Toronto. Non mi sarei mai permesso, ho fatto una scelta, calcisticamente posso pure dire che non è andata benissimo perché non ha fatto benissimo là, per tanti motivi, però... Sei stato bene lì, Lore? Sì, siamo stati benissimo con la famiglia, sì, però a livello però visto che
Perciò quello fa la differenza, perché là non è calcio. Ma vai a cagare, dai. Ha fatto più di 400 anni, santo Dio. Adesso mi fai incazzare. Quando? A suo tempo. E meno male che offra, allora sei fortunato. Ma ti rivediamo, perché noi vorremmo rivederti in campo. No, anche io ho voglia di tornare, purtroppo ho rifiutato tante offerte all'estero perché per ora non mi andava di partire, perché il mio obiettivo è tornare in Italia, ma soprattutto conquistare di nuovo la nazionale, perché ci tengo tanto. C'è qualcosa in pentola, però per ora non posso parlare. Lorenzo. Dopo le ali, i piedi, i puliti. Le ali buono per una sola roba. Dal procuratore buono, George Mendes, che gli fa per molto pappardella. Poi fa 3 gol a stagione. Adesso dice Allegri, poi parleremo da Allegri. Sei carico stasera? Sei carico stasera? Con chi? Con chi? Sei carico? Sono carico, sì, sto sudando però, mi sto cagando su. Comunque Anto, Io alzo le mani, dico, perché con il signoriano non si può dire niente. Se mi dite di Leao, ragazzi. Cos'è? ma guarda che ti Bravo! Vedi che capisci, numero 10. No, ma visto che tanto Lorenzo vedo che ti trovi bene qua, sei tranquillo. Lore! Andiamo avanti Ok. con le nostre cose. No, andiamo avanti, adesso lo salutiamo perché Lo salutiamo. io lo conosco, si rompe le palle, perché il figlio deve andare a dormire, c'è l'altro figlio che l'aspetta. il figlio Ragazzi, che- facciamo veramente Grazie a tutti, veramente. A Lorenzo sì. Grazie Lorenzo. Allora quanto profumo ti sei messo, che cazzo? No, è buono, è forte. La pelota non se mangia. La frase più potente, efficace e rivoluzionaria della storia del calcio l'hai detta tu, Diego, perché tu più di tutti hai colto lo spirito che c'è dentro il football. Il calcio è lo sport più bello e più sano del mondo, lo hai detto tu, Diego, e ti sei preso tutte le colpe di tutti sempre. Com'è facile puntare il dito e giudicare? Com'è facile tradire, deridere, umiliare rimanendo nascosti? Non prendersi responsabilità, sapere che c'è qualcuno su cui scaricare le colpe. La corruzione, le lotte di sistema, dove erano tutti gli altri? Con te c'è solo stato il popolo, che non ha mai creduto alle promesse dei potenti, ma alle tue sì, e tu non li hai delusi. Tu hai indicato la pelota, la palla, tu hai protetto l'onorabilità del significato che racchiude, a petto in fuori, in prima fila dove le pallottole dei vigliacchi arrivano sempre. Senza paura, con le parole e i valori profondi, tu l'hai fatto muovere quella palla, per regalare momenti di felicità eterni, indelebili, una magia continua che si unisce al battito del nostro cuore, vive con esso. E hai scelto Napoli, anche per rivendicare con la tua lotta, hai scelto il popolo napoletano e hai ricordato loro che era tempo di alzare la testa. Senza paura e con orgoglio hai fatto sentire a quel popolo che c'è, che può, che rivendica e che ha il diritto di essere felice senza vergognarsi. E quando hanno provato a screditarlo, hanno potuto dire: Diego è la nostra guida, il nostro scudo, la nostra spada, non abbiamo paura. E quando hanno provato a comprarlo, tu hai ricordato al mondo: o lo considerate sempre o sparite. Tu sei sempre stato al loro fianco e loro il tuo, insieme. Guardala ancora oggi Napoli, guarda i suoi vicoli, sono lì, a perenne testimonianza di orgoglio, di riconoscenza, di amore per te. I napoletani e chi ha condiviso il tuo percorso sanno riconoscere chi c'è e che c'è sempre stato. Il popolo sa, nessuno dimentica.
quanto sei stato grande, forse troppo grande per tutti. Diego, tra qualche ora saranno 5 anni da quando hai vissuto l'ultimo istante. Perdonaci perché non siamo stati al tuo livello, alla tua altezza. Morto solo come non merita nessuno, ma miracolosamente, gioiosamente vivo ogni giorno dentro di noi, ancora con noi, al fianco delle nostre lotte quotidiane, a stimolare il coraggio di cui abbiamo bisogno. Non hai solo cambiato la nostra vita, ci hai fornito i motivi e i supporti per renderla migliore, come forse mai avremmo immaginato. Maradona è vivo, tutti i giorni, tutti i momenti, simbolo di libertà e di lotta. Diego è eterno e ha reso eterni nel nome suo tutti noi.